Pedavena. Esegue un massaggio cardiaco e salva la vita all'anziana paziente. Una donna di oltre 70 anni viene colpita da un infarto con fibrillazione ventricolare mentre sta facendo un calco dei denti dal dentista. Nella sfortuna la fortuna di essere in uno studio medico gestito da una persona competente che ha effettuato immediatamente il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale, salvandole di fatto la vita. Il fatto è accaduto una ventina di giorni fa nello studio del dottor Vincenzo Andreoli. Isola Vicentina. Furto in un apiario. Spariti 11 alveari sulla collina di Ignago per un valore quantificato in produzione di miele di migliaia di euro. Il sospetto della proprietaria delle cassette che a portarsi via le api sia stato qualcuno del settore. Una perdita enorme per la ditta Piero Pan. Ad accorgersi del maxi furto in via Dani sono stati gli stessi proprietari durante un controllo al fondo che ospita l'apiario in vista della raccolta del miele. Non è la prima volta che l'azienda subisce un furto, ma mai di queste proporzioni. Schio. Sarà un'estate all'insegna della bicicletta, la prima iniziativa e concorso in bici al lavoro rivolto a chi, residente o meno in comune, si reca comunque in città o all'ospedale di Sant'Orso per lavoro. In pratica si tratta di impegnarsi nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 3 luglio a usare la bici nel tragitto casa-lavoro per almeno 22 giorni. Tra tutti i partecipanti saranno estratti dei premi. Simile è lo slogan che identifica un altro concorso più bici per il campus, stavolta rivolto alle scuole. Il 6 maggio è previsto un ritrovo in Piazza dello Statuto dalle 7:15 alle 7:45, dove gli studenti ciclisti faranno colazione prima di raggiungere il proprio istituto scolastico. La classe con il maggior numero di partecipanti vincerà un ingresso gratuito alle piscine comunali. Vicenza. La CISL provinciale ha un nuovo segretario. È Raffaele Consiglio, 51 anni, napoletano di nascita ma veneto di adozione. È stato eletto nella mattinata del 4 maggio dal Consiglio regionale riunitosi all'Hotel Virgilius di Creazzo. Consiglio ha preso il posto di Gianfranco Refosco, promosso alla segreteria CISL del Veneto. Alle spalle del neosegretario, 25 anni di lavoro nel sindacato che in provincia ha 65.000 iscritti, il 15% di quelli di tutta la regione.